Buongiorno, sono Roberto Tardino, sono un intagliatore e sono qui per presentarvi un pochettino quello che è la tecnica Thai. La tecnica Thai risponde ad essere una tecnica thailandese, come la stessa parola ci dice, una tecnica che nasce nella seconda metà del 1300 ed è una tecnica che prevede l'utilizzo di un semplice coltello ben affilato con una lama molto flessibile e molto delicato ovviamente, e la cosa essenziale in cui dobbiamo rispettare di questo coltello è quello di andarlo ad impugnare come se fosse una penna. Ovviamente non dobbiamo mai impugnare questo coltello in questo modo qua, perché potrebbe anche scapparci dal vegetale, dal frutto che stiamo per intagliare, e potremmo anche farci del male. Oltre a questo noi avremo di bisogno sicuramente di uno spelucchino a lama dritta e di un altro spelucchino a lama curva. Possono essere previsti anche l'utilizzo di qualche scavino, ad esempio per andare a creare qualche piccolo fiorellino con i ravanelli, e possono essere anche previsti anche l'utilizzo di qualche coppa pasta più o meno grande. Intanto noi abbiamo messo queste a disposizione, e poi ovviamente per poter assemblare tutti i vegetali che noi abbiamo lavorato, l'utilizzo degli stuzzicadenti. Con l'utilizzo di queste attrezzature che abbiamo appena visto possiamo creare dei fiorellini con dei vegetali. Questi vegetali possono essere patate, zucchine, finocchi, melanzane, peperoni, in questo caso il peperone stesso. E una cosa molto importante è che devono essere tutti ben rigidi, non devono essere troppo maturi, quindi devono avere una buona consistenza per poterli lavorare e quindi non essere flosci sin dalla nascita. Ok, e poi questi andranno messi in acqua fredda, in modo tale da creare un ulteriore irrigidimento qualora ce ne fosse di bisogno. Ok, adesso andiamo a vedere la lavorazione di un grosso pezzo. In questo caso stiamo lavorando ad anguria e vi farò vedere che andremo a realizzare praticamente le stesse cose che abbiamo realizzato in piccolo nel vegetale più grande. Ok, partiamo da una rosellina. In questo caso abbiamo creato un cerchio con il coppapasta. Ok, creiamo questo taglio e poi andiamo a liberare il taglio che abbiamo fatto in precedenza, andando a rispettare sempre la profondità. L'unica differenza che andremo a trovare è che nei pezzi piccoli lavoriamo giustamente con un pezzettino di carota, un pezzettino di patata in mano, invece qua stiamo lavorando su un'anguria, quindi un pezzo sicuramente più grande e dobbiamo fare più attenzione. Ok, andiamo a liberare fino a che non vediamo che la profondità è uguale in tutta la circonferenza. Ok, penso che ci siamo. D'accordo, iniziamo con il primo petalo. Quindi realizziamo i petali ad uno,
quindi realizzeremo i petali. Perfetto, la stessa cosa andremo a fare all'interno, quindi man mano che facciamo tutta la circonferenza andremo ad abbassare i petali. Ok, adesso possiamo fare la parte esterna, quindi andiamo a creare lo spazio necessario per fare il petalo. Ad esempio questa parte è diversa rispetto a quello che abbiamo fatto prima. Noi con la patata abbiamo fatto solo ed esclusivamente il bocciolo, ok? Adesso i petali esterni li creeremo in questo modo qua, quindi andiamo a fare prima lo spazio per poter creare il petalo e poi andremo ad intagliare e adesso liberiamo. Questo lo dobbiamo ripetere ovviamente per tutto il giro. Ok, questo è il risultato finale, quindi abbiamo ottenuto una rosellina. Adesso